Buongiorno fratellissimi e benvenuti in un nuovo nostro video. Da questo parcheggio ci avete già visto una volta partire, c'è un vecchio video nostro che andavamo al Sasso Guidà e oggi invece cercheremo di arrivare, se ce la facciamo. Allora la giornata di oggi è fatta di test della nuova griglia che ho costruito. In queste settimane non sono usciti video, ma non perché non siamo andati in giro, siamo andati in giro sì, solamente siamo andati in diversi posti. Adesso vi faccio partire qualche immagine. Allora, quello che vi dico, mi raccomando, quando siete in giro in inverno state attenti, perché noi abbiamo fatto diverse altre uscite, però purtroppo non ci è andata bene per causa del meteo. Alla fine ci siamo trovati vicino al Sassariente, dove è venuto anche il soccorso alpino a portare giù degli escursionisti dall'alto del Sassariente. Noi eravamo su una via lì vicino, ma praticamente tutta la neve che era scesa nei giorni passati si era ghiacciata e aveva reso i sentieri impraticabili. Poi siamo andati a visitare le valli di Lodano, però lì è stata una giornata di andare alla ricerca di cercare di capire che cosa portarvi sul canale. Poi ci sono state delle giornate di pioggia, siamo sempre usciti, siamo andati dappertutto, però purtroppo in inverno l'escursionismo bisogna stare attenti. Addirittura siamo stati in Val d'Osura, che è una traversa della Val Verzasca, e a un certo punto... Allora, adesso vi facciamo ridere. Stavamo indirizzando verso il ponte e non l'abbiamo vista, ma ci deve essere stata una caduta di rocce o di acqua, una mezza valanga da qualche parte, perché si è sentito un rumore, ragazzi, ci si è gelato totalmente il sangue a tutti e due, ve lo giuro. Infatti stavamo camminando e tutti e due che non ci siamo mossi, fratelli. Da là viene giù tutto il ghiaccio, sta venendo giù. Però adesso, ritornando al nostro video della giornata di oggi, vogliamo andare a cucinare in mezzo al bosco, far finalmente sfogare Teo, perché so che su di qua il percorso posso lasciarlo anche libero. Andiamo verso la campagna Genzianella e, se ce la facciamo, andiamo al Motto d'Arbino, di modo che c'è questa piana, magari c'è la neve, magari riusciamo a fare un po' di bushcraft, un fuocherellino, e vediamo un attimino. Siccome la salita è bella ripida, inizio a fare lo speech iniziale da qui, perché tra un po' dopo qualcuno si lamenta nei video, me l'ha anche detto, che ansimo troppo quando parlo. Comunque, benvenuti a un nuovo video, saliamo su di qua e andiamo in questo meraviglioso paesaggio. Fratelli, sorelle, ci siamo? Via! Siamo, via! Allora, amici, fratelli, perché abbiamo scelto questo posto? Innanzitutto perché mi ricordavo che c'era un punto spettacolare così nel bosco. La fontanella è ghiacciata purtroppo, però l'acqua ce l'abbiamo dietro, ma con la possibilità, lì c'è un grill, con la possibilità di accendere il fuoco. Guardate, c'è anche già tutta la legna preparata. Gli amici svizzeri sono sempre gli amici svizzeri, non c'è un cazzo da fare. Già tutto a posto così nel bosco, su questo altipiano, dove anche quel matto lì può giocare, possiamo tenere sott'occhio, però la direzione è verso la Genzianella, verso il Motto d'Arbino. Se mi incastro a parlare, come sempre, fa un freccio della Madonna. Guardate, In tedesco. anche le panchinette, tutto quanto. Zimmer non c'è. Zimmer non c'è. Guardate quante betulle, tutte insieme. Sembra quasi un muro di betulle, è un quadro. Guardate se non sembra un quadro. Guardate intanto il quadro come si diverte. Cioè, guardate che meraviglia che è questo piano in faggeta. Madonna mia! Era da tanto che non ci passavo di qua, erano forse 2 o 3 anni. Sempre meravigliosa questo lato. Siamo sopra Bellinzona. Cioè, quando entrate in Bellinzona, prima di entrare in paese, in città Bellinzona, deviazione a destra, monti di Ravecchia, lasciate parcheggiata la macchina lì e iniziate a salire su e vi trovate in dei paradisi boschivi così. Fa lui, fa tutto lui. Tutto lui da solo. Gioca da solo. Oggi ci è andata di super lusso. Comunque siamo usciti dalla faggeta, si inizia a aprire un po' finalmente qualche scenario. Tra un po' dovrebbe iniziare una pineta, se non sbaglio. Comunque vabbè, quel che troveremo. Comunque guardate quello che abbiamo trovato a livello di cielo, meraviglioso. Poco più sopra di là
C'è già la capanna Genzianella. Me ne ero accorto. Ragazzi, la Risa me l'ha fatto notare. Lago Maggiore e tutta la piana che va verso Bellinzona e verso il fondo di là andiamo verso Locarno. Adesso di qui all'alpeggio il paesaggio è bello, già tutto bello innevato. Anche quello dietro di te è spettacolare. Paudo, Montidira Vecchia. Ma in teoria noi seguiamo ancora per Sasso Guidà. Panna Genzianella. Trovata l'indicazione Moto Darbino, un'ora. Comunque, fratellissima, parlando di capanne, qualsiasi informazione su tutte le capanne nel Canton Ticino, capannetti.ch. Lì ci sono tutte le informazioni, se la capanna è aperta, se è chiusa, se c'è il bivacco invernale, le vie di accesso, delle fotografie, che cosa trovate all'interno della capanna, se c'è copertura cellulare, qualsiasi cosa, collegamenti con altre capanne, di modo che se volete fare una traversata di diversi valloni potete trovarlo, ed è comodissimo, ve lo consiglio, capannetti.ch. Ve lo scrivo anche qua sotto. Per gli appassionati ci sono dei punti che tira non male, non è difficile per niente, neanche lontanamente, però diciamo che tira. Spiana sicuramente, però è molto più agevole adesso. Quando andate sotto sforzo, che siete nei sentieri all'interno in un bosco, fate questa cosa che è la più comune, la più facile di tutti. Sentite i polmoni, l'aria, come va fuori tutto. È una cosa allucinante, perché prendete alla fine tutto quello che il bosco vi sta trasmettendo. Non vi pensate, c'è un video bellissimo fatto da Progetto Happiness che parla del bosco insieme a questa ragazza qua, guardatelo perché è bellissimo. Spiega tutto ciò, tutta la chimica che il bosco vi trasferisce una volta che voi entrate dentro. Me lo ricordavo ancora che qui, amici amanti del bushcraft, quelli che fanno i pernotti, c'è un punto spettacolare ed è questo qua. Me lo ricordavo che era una figata della Madonna per fare i pernotti sia in inverno che in estate. È fichissimo all'interno di questa pineta qua. C'è un punto dove scollina leggermente, però a un certo punto di là risale e ci sono tutte queste robe qua. È bellissimo questo pezzo qua. So anche nel video il tuo verso che riprende quello che fa questo matto. Qua sembra molto Alaska, ultima frontiera. Cioè, quello che voglio dire di questo percorso è la Madonna. Veramente non so che cosa dire. Non riesco a quantificare quanto sia meraviglioso questo posto. Che spettacolo. Comunque, se prima era bello il bosco, anche su quella cresta lì, tutto il resto, dopo l'alpeggio qui Darbino inizia un bosco, cioè fenomenale. È fenomenale, bellissimo, una pineta meravigliosa. Poi adesso tutta innevata, con un passaggio praticamente quasi di nessuno. Stiamo facendo un po' di fatica a salire, ma dovremmo praticamente essere quasi arrivati. Ma cioè, guardate che posto se volete fare qualsiasi attività outdoor. Cioè qualsiasi, anche portarvi uno slittino, un bob, un qualsiasi cosa. Cioè puoi farci di tutto. Penso che sia uno dei percorsi più completi a livello tra paesaggi e robe che abbiamo mai fatto. Gli ultimi sforzi. Dai, sono solo stati 850 di dislivello. Neanche tanta roba, dai. Una parte sì, dai. Ma come sei bella, cipollina. Dai, fai il balletto per i nostri fans. Casa che non so cos'era, poi vado a vedere se c'è qualche cartello. Guardate anche qua. Qua siamo proprio in vetta, eh. Questa è una vetta, un motto fatto così, con una piana enorme. La vista della casetta sulle valli sotto, meraviglioso, bellissimo. Guardate che piazzale di neve. Ricordavo che sul Sasso Guidà c'è la vista su tutta quella parte di là innevatissima. E niente. Adesso ritorniamo giù. Quello che vi consiglio, ragazzi, qui c'è un giro fighissimo ad anello che
parte dai laghetti della costa, Sassoguida, ce ne sono di diversi ed è molto molto panoramico. Tanto noi adesso andiamo a cercare un punto per mangiare. Alla fine, fratelli, mentre che Teo sta protestando perché vuole mangiare l'Ari, non glielo vuole dare, deve aspettare. Comunque oggi mi sono ricordato anche la sega, siamo ritornati qui dove c'era il punto grill. Ho pulito un attimino, gli ho fatto un'altra parte così del fuoco di modo da in un'unica zona. Adesso ho tagliato un po' di roba qui, vado a fare un altro po' di fuoco. Ma quello che volevo farvi vedere, sempre il protestatore di Teo, è la griglia che non ho autocostruito, l'ho comprata e dopo l'ho tagliata e l'ho fatta diventare talmente piccola che riesce a infilarsi nello zaino e riescono a starci sia 2 pezzi di carne che 2 salsicce. Ed è comodissima perché è grandezza a fuoco, la potete aprire e chiudere in questo modo qui. Sembra un pezzo del circo, sì, esatto, culinario. Dopo basta, infatti qui ho stretto in questo modo, di modo che dopo quando ci sarà la brace la potrò appoggiare qua sopra e potremo cucinarci la carne in questo modo, in tutta sicurezza e tranquillità. E soprattutto una gran figata perché sta nello zaino da 18 litri, cioè guardate che spettacolo. Comunque la griglia Bushcraft 2.0 ha funzionato, la risina! Ragazzi amici, primo test paninozzo con la nuova griglia ha funzionato, siamo troppo contenti. Guardate che mini grigliettina da tenere nello zaino. Non era buono, ma adesso abbrustoliamo anche il pane. Oramai sul nostro menù fortunatamente abbiamo sia il primo che il secondo adesso, così riusciamo a mangiare nel bosco di tutto. Questa cosa è comodissima, è non troppo, sono gasatissimo. E allora fratelli, anche per questa volta abbiamo finito il video, speriamo vi sia piaciuto, noi ce la mettiamo sempre tutta. Mi raccomando, se vi è piaciuto, come sempre, un bel like, iscrivetevi al canale, Larissa sta lavorando, vi dirà che vi vuole sempre tanto bene, che Dio vi benedica e ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, ciao a tutti e stateci bene, ciao fratelli!